Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Made in Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E se non hai voglia di cucinare, scopri la freschezza del reparto gastronomia. Delizie pronte da gustare, buone come fatte in casa. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. In offerta passata di pomodoro Ciriola Verace 700 grammi a €1. Detersivo felce azzurra Mon Amour Fresh Blue 26 lavaggi a €3. Pasta Cellino 500 grammi a 50 centesimi. Birra Icnusa Ambra Limpida 45 cl a €1. Eurospar, via Bertulotto 2, Tortolì. Tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. C'è un luogo dove si sta davvero bene, dove i profumi sono inebrianti e dove la simpatia e la cordialità sono di casa. Icnos Aristopub, la pizzeria e il ristorante da vivere con tutta la famiglia, gli amici o la persona speciale. Le pizze sono cotte nel forno a legna e vengono proposte in tantissime varianti super gustose. Il ristorante segue la tradizione sarda, dalle ricette antiche a quelle più moderne, e solo con prodotti freschi e selezionati. Icnos Aristopub, in pieno centro, in via Monsignor Virgilio 42 a Tortolì. Per info e prenotazioni 0782 4504 12. Seguici anche su Facebook e Instagram. Con l'autunno arriva anche il crespo? Da Amy Beauty Hair è tempo di dire addio ai capelli ribelli. Prova il nostro trattamento anticrespo professionale. In appena un'ora e mezza, capelli morbidi e perfetti fino a 6 mesi. Prenditi cura della tua immagine senza fatica. Solo per questo mese, per te, 10% di sconto. Chiama ora Amy Beauty Hair e prenota il tuo momento di bellezza. Amy Beauty Hair. Everybody's perfect. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melitz, dove trovate il secondo appuntamento della mattina con Stella Di Cecché con i notiziari e le news dall'Ogliastra. Partiamo anche oggi dalla provincia Ogliastra, la rinata restaurata provincia Ogliastra, che parte però senza carburante e con poco personale. Il neopresidente Alessio Seoni a caccia di risorse, mancano 21 milioni di euro fermi nelle casse della provincia di Nuoro e mai trasferite. Nel giorno dell'insediamento che si è tenuto mercoledì nella sede provinciale di via Mameli a Tortolì, l'ha detto chiaramente il neopresidente Alessio Seoni. Ha parlato anche però di che cosa si sta facendo per sbloccare la situazione in questi primissimi giorni dalla sua elezione, dalla elezione del Consiglio provinciale. Sentiamolo nel discorso di apertura che è avvenuto appunto mercoledì pomeriggio, nel giorno dell'insediamento. L'Ogliastra ha a disposizione circa 40 milioni di opere pubbliche, assetto viario, edilizia scolastica soprattutto. Somme vincolate ancora nel bilancio della provincia di Nuoro. Ai sensi dell'accordo tra gli amministratori straordinari uscenti, siglato nell'aprile scorso, si è stabilita la suddivisione delle risorse finanziarie a destinazione vincolate, utilizzando naturalmente il criterio della territorialità. Si è stabilito il procedimento di liquidità dalla provincia di Nuoro alla provincia dell'Ogliastra, approvando l'elenco delle opere pubbliche di competenza della nuova provincia, identificando gli interventi finanziati. Queste risorse, sto parlando di circa 21 milioni di cassa, non sono mai state trasferite. Questo mancato trasferimento sta determinando il blocco delle opere pubbliche, di tutte le opere pubbliche del territorio dell'Ogliastra.
perché questo ente non è in grado di approvare progetti, perizie, affidare interventi di completamento, utilizzare le economie dei finanziamenti. Allo stesso modo, i responsabili di procedimento non possono fare ordini di servizio, non possono autorizzare proroghe o subappalti, adempiere alle obblighi di rendiconto, utilizzare i rendiconti all'ANAC, ai vari soggetti finanziatori, in relazione a contratti la cui titolarità risulta ancora in capo alla provincia di Nuoro. È del tutto evidente che per poter subentrare nei rapporti in essere è necessario che le risorse confluiscano nel bilancio della provincia. I ritardi generati da questi trasferimenti stanno comportando il rischio di sforamento dei cronoprogrammi procedurali di spesa, per i quali è previsto il rifinanziamento, oltre naturalmente ai gravi pregiudizi per la collettività che non vede realizzate opere per la sicurezza delle infrastrutture viarie e delle scuole. Di questo territorio attende da ormai troppo tempo. Questo che vi ho così brevemente raccontato è il primo dei problemi che abbiamo affrontato in tempo. Le prime interlocuzioni, ferme ma anche collaborative da parte mia, stanno producendo alcuni risultati. Il primo la settimana scorsa, grazie al dialogo con i ministeri interessati, coordinato dalla Prefettura, col supporto prezioso della dottoressa Moroni e dei vari responsabili di servizio, stiamo cominciando a sbloccare il passaggio di fondi PNRR. Il secondo, e questo non c'è nel discorso ma nella novità, è che mi risulta stiano giungendo i primi segnali, le prime comunicazioni di una diversa e nuova disponibilità da parte dell'amministrazione provinciale di Nuoro alle prime liquidazioni per le prime opere pubbliche. Settimana scorsa non ci speravo. Domani pomeriggio è prevista una riunione plenaria tra tutti i dirigenti della provincia di Nuoro e le nostre posizioni organizzative. Saremo, ripeto, collaborativi ma anche fermativi. Ecco, abbiamo sentito le parole del presidente Alessio Sioni nella situazione, insomma, della neonata provincia Ogliastra, atavici problemi e le soluzioni, insomma, gli incontri che stanno già avvenendo, quello a cui faceva riferimento è avvenuto ieri pomeriggio, e a dire dalle sue parole un incontro che poi si è rivelato utile con Nuoro appunto per sbloccare questa situazione, ma i problemi non sono solamente economici, parla anche di mancanza di personale. Sentiamo ancora dalle sue parole. Ad oggi solo 34 unità di personale sono state trasferite a Nuoro. Tutti gli addetti alle manutenzioni stradali e alle attività di ristrutturazione abbiamo in forse soltanto 16 unità di personale tecnico e amministrativo. Per una serie di ragioni in realtà sono alcuni, quanto un piccolo comune di Ogliastra. La questione gravissima è rappresentata dal fatto che ad oggi non siamo nelle condizioni di avere neanche i parametri corretti, anche soltanto per il calcolo di una partenza di pianta organica. Senza struttura amministrativa, lo capiamo tutti, corriamo il serio rischio di una morte in culla. È stato già affidato dall'amministrazione straordinaria un centro di incarico per definire i termini corretti del problema, che tecnicamente è complicatissimo, per poter affrontare le opere. Domani a Nuoro, parimenti agli altri temi, affronteremo anche questo, con ancora maggior determinazione. Io aggiungerei feroce determinazione, ma sempre con spirito collaborativo. Ecco, ha parlato appunto di carenza di personale, solo 14 unità e poi addirittura del rischio di una morte in culla della neonata provincia Ogliastra. Ovviamente c'è forte determinazione per sbloccare questo impasse, la giunta, il consiglio provinciale si è appena insediato, quindi vedremo un po' cosa succederà nei prossimi mesi e ve lo racconteremo. Andiamo avanti ora.
Ci spostiamo a Barissardo, dove si terrà lunedì 20 ottobre un importante incontro formativo. Intelligenza artificiale, cos'è e perché ci riguarda tutti. Si tratta di un corso di formazione gratuito. Il Comune invita la cittadinanza a partecipare a questo ciclo di giornate formative destinate a implementare le competenze digitali. Per partecipare al corso in presenza nei locali del Comune o anche da remoto è possibile iscriversi online al link pubblicato sul sito istituzionale del Comune. L'incontro si terrà dalle 15 alle 17:30. Gli operatori del punto di facilitazione digitale sono disponibili per ogni supporto per l'iscrizione. Per maggiori informazioni è possibile appunto collegarsi al sito del Comune o recarsi e contattare il punto di facilitazione digitale del Comune di Barissardo per partecipare a questa importante iniziativa. Intelligenza artificiale, cos'è e perché ci riguarda tutti. Continuiamo il notiziario con un evento. Questo fine settimana torna a Barissardo con un ricchissimo programma Cosa Bona e Bariese, una kermesse organizzata dal Comune di Barissardo col sostegno della Regione Sardegna, un evento che propone tra sabato e domenica tanti eventi e attività collaterali in collaborazione anche con le associazioni locali. Ci sarà anche la partecipazione della Coldiretti con Campagna Amica. Abbiamo il piacere di avere al telefono con noi Antonio Madeddu, responsabile provinciale Campagna Amica Nuoro Ogliastra. Buongiorno Antonio. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Grazie a lei per essere con noi. Ci racconta allora, Coldiretti sarà presente questo fine settimana a Barissardo, ci racconta ai visitatori cosa potranno trovare negli stand Coldiretti di Campagna Amica. Sì, allora diciamo che domenica si parte dalle 15, saremo nel corso Vittorio Emanuele. Avremo appunto le nostre aziende di Coldiretti Campagna Amica, quindi chi ha il piacere potrà degustare, acquistare comunque tutti i prodotti del territorio, da vini, formaggi, miele, olio e anche un po' di agrocosmesi, quindi prodotti a creme fatte con l'olio extravergine di oliva. Poi alle 16:30 invece località Samarina, presso i locali dei servizi turistici, ci sarà un convegno sulla filiera del grano e sui pani tipici. Filiera del grano, che è proprio un tema che ci ha coinvolto anche da poco. Abbiamo fatto una grossa mobilitazione nazionale perché contro appunto i trafficanti di grano. Come ben sapete, arriva tantissimo grano da tutte le parti del mondo e poi viene lavorato qua, trasformato in Italia e rivenduto come magari prodotto italiano. E magari anche trasformato non in una maniera, coltivato non in una maniera idonea, ma diciamo che stiamo chiedendo appunto anche a livello nazionale di cambiare un po' le regole del gioco, soprattutto per i costi di produzione e per difendere appunto il reddito degli agricoltori. Soprattutto anche perché comunque ormai lo sanno un po' tutti, il grano che arriva dal Canada e da altre parti dell'Europa viene trattato con il glifosato, che è un veleno, viene utilizzato per seccare perché comunque lì il clima non lo permette, mentre qua da noi in Italia appunto il grano si secca con il sole, quindi più diciamo naturale di così non si può, e quindi anche il prodotto che viene poi utilizzato, molti non lo sanno, bisogna leggere bene l'etichetta. È vero, perché se si va a controllare nella pasta c'è scritto esattamente da dove arriva. Infatti quella è una battaglia nostra che sulla tracciabilità e anche sull'olio abbiamo fatto questo grosso lavoro, quindi adesso lo stiamo facendo anche sul grano. Ottimo. E quindi si parlerà anche di queste tematiche. Ci saranno anche comunque funzionari di Laor, ci sarà il sindaco di Barissardo, mentre appunto nel corso avremo le aziende che faranno l'esposizione e la vendita dei prodotti. Ottimo, quindi la campagna Amica di Coldiretti vi possono trovare domenica dalle 15 nel corso dalle 19:20, sì, negli stand appunto lungo corso Vittorio Emanuele, quindi una giornata importante, una bella occasione per parlare delle produzioni locali e per metterle in mostra. E poi importantissimo questo convegno, il tema di cui hai
hai parlato. Ti ringraziamo allora per essere intervenuto a Radio Stella. Va bene, grazie a voi, sempre a disposizione. Grazie e buon lavoro. Buon lavoro anche a voi, arrivederci a tutti. Ecco, abbiamo appena sentito Antonio Madedu, responsabile provinciale Campagna Amica Nuoro-Ogliastra. Ci ha appunto raccontato che domenica durante la manifestazione Cosa Bona e Bariesa, che si terrà nel weekend a Barisardo, si potranno anche trovare gli stand della Coldiretti, delle aziende agricole, domenica dalle 15 alle 20 lungo il corso Vittorio Emanuele, dove ci sarà la possibilità insomma per degustare i prodotti locali, insomma per riscoprire anche i sapori autentici. E poi il convegno alle 16:30 presso il centro servizi turistici località San Marina, organizzato appunto con Coldiretti, patrocinio dell'agenzia Laore. Interverranno il sindaco Ivan Mameli, Alessandro Serra, direttore Coldiretti Nuoro-Ogliastra, Giuseppe Loi, funzionario dell'agenzia Laore, Salvatore Marongiu dell'azienda Tenute Il Maggese, Graziella Piso, esperta dei pani e della tradizione. Andiamo avanti e concludiamo con un altro evento, però questa volta un evento sportivo, perché il Rally Terra Sarda è pronto ad accendere la passione del pubblico e i motori delle sue vetture protagoniste. La gara organizzata da Porto Cervo Racing è in programma sabato 18, quindi domani e domenica 19 ottobre sulle strade della provincia Ogliastra. Saranno 61 le vetture che prenderanno il via da Tortolì, con il numero 1 sulle fiancate della sua Hyundai i20N. Si presenterà sulla pedana di partenza il neozelandese Hayden Paddon, già vincitore del confronto nella stagione 2022. E poi ancora il vincitore della FIA European Rally Championship 2024 si contenderà il vertice della classifica con il finlandese Emil Lindholm. Insomma, una serie di campioni si disputeranno questa gara, un mix di agonismo e spettacolarità, con gli interpreti del panorama internazionale che incontreranno le ambizioni dei driver locali attesi all'ultimo atto della Coppa Rally di zona 10. Allora si comincia sabato 18, si parte da Tortolì, la manifestazione fino a domenica 19 ottobre sulle strade della provincia Ogliastra. Chiudiamo così il notiziario di oggi, torniamo lunedì con la rassegna stampa. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi. Buon fine settimana a tutti e a tutte.